Buongiorno bellissimi! Ed è il giorno 123. Ieri sera speravo di andare a dormire molto presto e di riposare un po' e sono stato un po' male. Ore 8:47, chissà se ha smesso di piovere e se troviamo un baretto per fare colazione. Comunque oggi dovrebbe essere l'ultimo giorno di pioggia in teoria, da domani dovrebbe esserci di nuovo il sole. Ore 10:15, ho trovato un barettino, ho bevuto il mio caffettino e ho provato tostada con tomate e acetele. Praticamente acetele dovrebbe essere l'olio, quindi praticamente delle bruschette. E qua sono molto tipiche, sono molto amanti dei pomodori, che sono tipo pomodori freschi tritati e li appoggiano così sopra il pane, un po' come più o meno come delle bruschette. Un vecchietto del suo giardino mi ha chiamato, ha attirato la mia attenzione e mi ha dato 3 pesche, albicoccone, e la cosa più bella è che quando l'ha fatto dietro di lui è comparso l'arcobaleno. Cioè, cosa? Bellissimo. È mezzogiorno e siamo arrivati a Luarca. Ha smesso di piovere giusto in tempo per farvela vedere. E questa devo dire che mi sembra molto particolare, soprattutto la disposizione della cittadina. Ecco, neanche detto! Tra questo, il fatto che ho freddo e il fatto che non mi sento benissimo, sono molto tentato di fermarmi qua a cercare un alberghe. E poi vabbè, adesso è pulito. Ore 2:15. Allora, nel ristorante ho asciugato vergognosamente i piedi di nascosto sotto al tavolo, ho messo della carta di giornale nelle scarpe intanto che mangiavo e ho tenuto i piedi al caldo in una copertina che ho, quella che ho preso a Gijón. E inoltre ho preso una tachipirina perché iniziavo ad avere un po' di mal di testa anche. E ho mangiato una bella zuppa calda con un sacco di cose. C'era anche dell'aglio, quindi magari mi farà qualche effetto antivirale nell'intestino, chissà. E quindi con tutte queste ripartiamo. Tra l'altro vedevo nel meteo che dovrebbe ancora esserci qualche acquazzone fino alle 4-5, però poi in teoria il cielo va pulendosi. E adesso vedo azzurro, quindi e niente, è venuto giù un altro acquazzone e mi sono lavato di nuovo i piedi. Peccato, stavano bene. Ore 4, il cielo sembra migliorare, però ho proprio un sacco bisogno di dormire. Guardate chi mi ha raggiunto un'altra volta. Ciao! Dennis è andato avanti, mi ha detto che c'è un alberghe a circa 3 km da qua e io con molta calma lo raggiungerò. Mi sa che proprio oggi mi ci fermo, faccio una doccia calda e dormo in un letto, però sto facendo un sacco di fatica perché mi fa malissimo il piede, non tanto il piede quanto la parte sopra del piede, sopra il collo del piede, quindi sto facendo oggi veramente tanta fatica. Manca 1 chilometro, lo sto facendo veramente pianissimo e sono un sacco preoccupato per il piede. Spero veramente che basti una nottata per farlo stare meglio e domani sicuramente facciamo molti meno chilometri e proviamo a lasciarlo riposare un po'.
800 metri, 500. Penso che questo sia il giorno più difficile del viaggio finora. Mancano 250 metri. Quello è l'edificio. Ci siamo. No, mi sa che ho sbagliato qualcosa. Oh mio Dio. Ah, ok, no, è giusto. Sono le 7 e dovremmo avercela fatta. Allora direi iniziamo dall'asciugare le cose, le mettiamo da appendere anche se non le ho lavate, poi una docetta e poi mi sa che mi butto subito a letto. Non ho neanche del cibo, ma ho mangiato un sacco a pranzo, quindi mi sa che stasera vado a cena, vado a nanna subito. Ore 7:30, ho fatto la doccia e adesso sono nel lettino. Adesso faccio un po' di editing e poi mi sa che vado dritto a nanna, non so neanche se mangio. Grazie per essere venuti anche oggi, anche se un po' claudicanti, e ci vediamo domani così vi aggiorno un po'. Ciao bellissimi. Buongiorno bellissimi, è il 30 settembre, giorno 124. Ho dormito tantissimo, ieri sera alla fine sono arrivato nell'alberghe dove ho incontrato di nuovo Dennis, però non ho mangiato, ho giusto fatto una doccia e mi sono buttato a letto, pieno di vestiti per stare bene al caldo, e ho dormito fino alle 8 di stamattina, quindi qualcosa come 11 ore. E devo dire che sto meglio, sono più riposato, il piede però fa ancora male. Non come ieri sera, molto meno, però più di ieri mattina. Quindi sicuramente non faremo una tappa lunga perché non voglio sforzarlo e andremo con molta calma. Penso che proverò a fare intanto 10 km, poi decido se farne altri. Credo che abbia bisogno di un po' di riposo. Per quanto riguarda il mal di pancia invece è un po' migliorato. Stamattina sono stato in bagno. È stato terribile, una scena horror. Però mi sembra meglio, molto meglio di ieri. Ore 10:40, cercando un po' su internet, mi sembra di aver capito che potrebbe essere un'infiammazione dei tendini, quindi magari un inizio di tendinite, e leggevo che una delle cause può essere il fatto di aver stretto troppo le scarpe. E infatti ho già smollato un po' la scarpa e mi fa già molto meno male. Quindi, ma speriamo, sono molto ottimista. Credo che se riposo un po', poi magari seguo i consigli, quindi metto del ghiaccio, tengo alto il piede e tengo la scarpa un po' più morbida, può essere che passi presto. Ore 11:20, siamo arrivati a Navia, non c'è nessuno e credo che la prima tappa sarà una farmacia. Ok, abbiamo tutto ciò che serve per l'intestino e il ghiaccio spray me l'hanno regalato, gentilissimi. È l'1:10 e mi appropinco a lasciare la cittadina di Navia. Nel bar ho bevuto 2 tè caldi, ho preso le bustine, quelle per l'intestino, e non sapendo che non ha senso prendere sia antinfiammatorio che antidolorifico, li ho presi entrambi. L'ho scoperto solo dopo che l'antinfiammatorio funge anche da antidolorifico. Perfetto, abbiamo fatto 7,5 km oggi, però considerando che anche ieri ne abbiamo fatti 33, nonostante tutto direi che possiamo permetterci una pausetta. Beh, che dire, mi sa che la giornata finisce così
e se succede qualcosa ve lo dico, altrimenti ci vediamo domani. Ciao bellissimi! È il giorno 125. Alla fine ieri ho passato tutto il pomeriggio nella tenda. Ho fatto un po' di editing, ho riposato un po'. E oggi invece proviamo ad andare avanti. La pancia sembra stare meglio, almeno un po'. E il piede anche, ma lo sento, cioè sento che non si è disinfiammato del tutto. Quindi credo che cammineremo finché non peggiora e quando sento un po' più di dolore di così ci fermiamo. Magari cerco di puntare almeno sui 15-20 km, se no non andiamo più avanti. Ore 12, siamo quasi arrivati alla Caridad e mi ha raggiunto Roy, che mi ha raccontato di essere stato malato anche lui. È stato poco bene per 2 giorni e in particolare ha avuto tanta tosse, raffreddore e un po' di febbre, tanto che ha pensato di mollare e di tornare a casa. Invece alla fine ha deciso di continuare e ci ha raggiunti. E siamo alla Caridad. Buon proveggio! Ho provato a prendere anche una crema per l'infiammazione al piede. Vediamo se aiuta. Devo usarla 3 volte al giorno. Ore 5:10, con estrema calma e tanta fatica siamo arrivati a Tapia de Casariego e bellissimo. Adesso il piede inizia a fare un po' malino, un po' più di stamattina, il che è un ottimo segno perché vuol dire che c'è ancora. Ore 5:40, sono ancora a Tapia de Casariego e ho trovato questa bellissima, a parte che la cittadina è molto carina, già arrivandoci ci sono delle bellissime vedute di scogli, mare, uno spettacolo. E adesso camminando lungo la costa della città ho trovato questa piscina naturale che, cioè non è una piscina naturale, è una piscina costruita utilizzando in parte gli scogli e in parte appunto dei muri creati artificialmente, ma con acqua marina, ed è bellissima. Se restassi qua per la notte farei sicuramente un bagno, ma dato che no, dobbiamo continuare, lavo solo i piedi e li tengo un po' in acqua fresca, che già il fatto che sia fresca dovrebbe disinfiammare, inoltre essendo acqua salata di mare dovrebbe disinfiammare ancora di più. Quindi vediamo, super cura oggi. Ok, sono le 7:30, abbiamo fatto 28 km e non ho ancora trovato un posto, ma ho visto sulla mappa che a 800 metri di distanza c'è un punto incredibile con una scogliera e dovrebbe esserci un bel panorama. E voglio sperare che ci sia un piccolo spiazzetto dove mettere la tenda. Pensate che bello, la tenda sulla scogliera con vista mare, col tramonto e l'alba domani mattina. Ok, credo che abbiamo trovato un posto. Ci mettiamo esattamente lì. Sì, ne è valsa la pena. Che posticino, che vista, wow. Ok, ore 21, il tramonto è stato bellissimo. Adesso andiamo a Nanna e c'è un signore di 54 anni di nome Mattias che viene dalla Germania, che si è fermato anche lui qua, solo che non ha la tenda, si è fermato direttamente col sacco a pelo e non so, sono curioso di vedere domani come sta perché c'è un sacco di umidità
Gli ho detto che se dovesse piovere può ripararsi nella tenda con me. Staremo stretti, quindi spero che non piova. E niente, per oggi è finito. Abbiamo fatto 30 km nonostante il piede, quindi sono strasoddisfatto. Grazie per essere venuti, ci vediamo domani.